Partiti in questo momento con il tentativo esterno di TV di Casei di avvantaggiarsi, ma sono Numero veloci anche 5, Venuschi e Vialli Tual. Griff, squalificato. E Uvella Vezza ha sbagliato Vialli Griff e i cavalli sono ora sulla piegata con Venuschi e Tual che è rientrata bene e si trascina Sergiti, mentre all'esterno Uvella Vez costretta al largo con in schiena TVB di Casei, poi alla corda in terza posizione c'è Ulder Nordfrost seguito da Ugo che è per il momento imbottigliato a centrogruppo. Intanto se ne vanno i 400 iniziali con Venuschi e Tual che cerca di moderare il ritmo, completa il quarto in 38 e sulla piegata continua a trascinarsi Sergiti, mentre all'esterno fin dalle prime battute è rimasta Uvella Vez. In schiena c'è TVB di Casei, ora anche Ultimo Lord risale al largo, si formano così più pariglie dopo 600 metri in 46,6 e davanti alle tribune Venuschi e Tual in vantaggio su Sergiti. Uvella Vezza all'esterno con in schiena TVB di Casei, la terza ruota dalla coda di Ultimo Lord che cerca la progressione ma ovviamente è dura risalire da dietro in terza corsia e allarga anche Ultimo Lord nell'affrontare la penultima piegata. Intanto 1-1-8 il passaggio agli 800, continua a guidare Venuschi e Tual con in schiena Sergiti, chilometro in 1,17,5. Sergiti in seconda posizione, ora l'attacco deciso di Uvella Vez che si trascina TVB di Casei mentre cala a traguardo lontano Venuschi e Tual. Sergiti cerca di trovare il varco per correre, coperto però da Ugo. Ugo viene via in terza ruota, sospingendo TVB di Casei a ridosso di Uvella Vez, trova da correre anche Sergiti che ora è direttamente in schiena Uvella Vez, completamento della piegata, ingresso addirittura d'arrivo, si presenta in testa Uvella Vez, Sergiti può sprintare al suo interno, poi a centropista lo scatto di Ugo, finale con Sergiti, Uvella Vez e Ugo. Ugo nelle battute conclusive passa e vince nei confronti di Uvella Vez, terzo posto per Sergiti. 1.17.3 il ragguaglio conclusivo, bella affermazione per Ugo che come suo solito non parte ma poi sa costruire e sa finire bene in progressione. Nel finale ha ragione comunque di un'Uvella Vest davvero molto molto centrata oggi e sul traguardo è proprio l'allievo di Rosolino Alessandro Manca che passa per vincere sulla stessa Uvella Vest che tiene a bada il tentativo finale di Sergiti.